Interdetto dall'attività medica e denunciato per violenza sessuale, un cardiologo cinquantenne, residente nel Veneziano, ma con lo studio in una struttura privata di Conegliano, è finito nel mirino della squadra mobile che gli ha notificato la misura cautelare disposta dal GIP. 6 le vittime accertate finora, donne tra i 22 e i 40 anni. Le violenze le metteva in atto nel corso di visite mediche per il rilascio dell'idoneità sportiva non agonistica. Lui effettuava l'esame cardiologico, intanto facendo spogliare in modo eccessivo queste giovani ragazze, per cui le lasciava solo in slip, e questo è già il rituale. E poi, notando o fingendo di notare un rigonfiamento delle gambe, da lì ipotizzava la presenza di un problema di emorroidi e da lì le sottoponeva ad un'ispezione rettale, quindi a una violenza fisica, una violenza sessuale decisa, molto grave. Il professionista svolgeva anche un'altra attività in un comune della Castellana. Lui esercita anche come medico sociale in una società sportiva di calcio della provincia di Treviso, e in un'occasione per esempio aveva agganciato una giovane madre di un ragazzo che giocava a calcio in questa società, e anche lì con la scusa delle gambe un po' gonfie invitava la signora a presentarsi presso la struttura privata di Conegliano, e in questa struttura poi lui effettuava la visita con le stesse modalità. Quella di Conegliano non era l'unica struttura in cui il cardiologo prestava servizio. Il sospetto della polizia è che ci siano altre vittime. L'invito è di farsi avanti e di rivolgersi senza timori alla squadra mobile trevigiana.